Ci si aspetta molto domani da questa partita con una squadra sicuramente di alto livello, blasonata, ecco, con quale tattica non solo mentale ma anche sportiva, diciamo, tecnica affronterà il Foggia. Noi aspettiamo questa partita perché sono quelle partite belle, il Foggia è una squadra che ha un grande blasone, poi sono ex pure io, quindi ci tengo in maniera particolare a fare bella figura dinanzi a questa ottima società e grande pubblico. Però noi ci aspettiamo una grande prestazione come l'abbiamo fatta ultimamente e come abbiamo fatto all'inizio, di grande intensità, grande voglia di fare il risultato, avendo magari pure un po' di fortuna che non guasta, e dentro di noi ci deve essere quell'ambizione, quella voglia di confrontarci veramente con una squadra con grandi campioni pari al Catania. La sconfitta col Catanzaro ha lasciato un po' una grande delusione in tutti noi, perché diciamo, eravamo lì per assaporare almeno un punto, anche diciamo, un punto sicuramente importante per la psicologia e il futuro del campionato. Sì, dobbiamo essere bravi a tramutare questa delusione in positività, perché è stato un episodio negativo purtroppo, però oggi il presente è il Foggia e quello che di negativo abbiamo subito nella sconfitta di sabato cerchiamo domani di essere più cattivi, più determinati a far sì che facciamo un risultato positivo. Una bella responsabilità, tu andrai a sostituire Pane squalificato, ecco, con quale piglio affronterai la partita, una partita sicuramente importante con una blasonata della Lega Pro. Sicuramente l'affronterò con grande tranquillità, con grande serenità, cercando di dare più sicurezza possibile comunque al reparto. Sappiamo che andiamo a affrontare una corazzata, una grande squadra, però noi sicuramente l'affronteremo senza nessuna paura, senza nessun timore. Ecco, a livello di squadra che aria si respira, insomma, si viene da una sconfitta con una, diciamo, sotto di noi e ora una squadra, diciamo, ai vertici, no? Ma dentro lo spogliatoio siamo tranquilli perché comunque siamo consapevoli della nostra forza, sappiamo che non siamo inferiori a nessuno, affrontiamo il Foggia come abbiamo affrontato il Catanzaro e il Catania, consapevoli che comunque abbiamo un grande bisogno di risultati, per noi sono 12 finali, quindi faremo di tutto per cercare i 3 punti.